di Sardegna, di donne e soprattutto di acqua. Si sente poco? Non so come fare. A parte la voce. E quello senza. Questo forse va meglio? No. E quello di là. Cambio posto, così si sente meglio? No. I microfoni sono lì per terra, quella specie di... Yes. Questi? Sì. Forse devo semplicemente salvare la voce. Facciamo così. Allora, quindi di acqua, di donne e di Sardegna. Il filo conduttore di questi incontri lunghi 2 giorni sostanzialmente è stata la parola. E quando in Sardegna noi parliamo di parola, ma soprattutto di parola magica, stiamo parlando sostanzialmente di Brebus. Dire che il Brebus è semplicemente una parola sarebbe riduttivo. Sono parole magiche sostanzialmente, si tratta di parole che vengono utilizzate in diversi contesti, possono essere delle frasi, possono essere degli scongiuri, sono qualcosa che somiglia molto da vicino a una preghiera, però non sono una richiesta, sono uno strumento attraverso il quale il sardo ha la capacità di cambiare la realtà in positivo o in negativo sostanzialmente. Sarebbe semplicistico dire che sono parole, semplicemente parole, perché quando in Sardegna si vuole utilizzare il termine parola nella sua accezione più comune, si utilizza piuttosto il termine fuetu o paraula in base alla zona della Sardegna nella quale noi ci troviamo. Se invece vogliamo parlare di parole magiche, diciamo per l'appunto Brebus. Non sono parole, sono piuttosto dei verbi, quindi sono delle parole attive che sono capaci di creare situazioni, cambiare situazioni sostanzialmente. A cosa servono dunque questi Brebus? Per spiegarlo mi posso riferire a Wagner, che si è interessato alle cose di Sardegna e soprattutto dalle parole di Sardegna e ha concluso un interessante libro che si chiama Lingua Sarda. E Wagner ci dice sostanzialmente che Brebu o verbos sono delle parole antiche, particolarmente antiche, sono delle formule, degli scongiuri, così li definisce lui, che sono utilizzati per attirare la fortuna, sono utilizzati per schivare i fulmini, possono essere utilizzati addirittura per ritrovare le cose smarrite, in alcuni casi si utilizzano per fugare, quindi per allontanare i diavoli, possono essere addirittura utilizzati per indirizzare o per schivare una pallottola. Quindi l'utilizzo dei Brebus è sicuramente molto ampio. Effettivamente gli studi si sono piuttosto concretizzati, indirizzati nell'utilizzo del Brebus a scopo terapeutico, anche perché vedremo che i Brebus sono capaci di curare praticamente qualsiasi malattia. Emorragie, disturbi alla gola, fuoco di Sant'Antonio, dolori al ventre, sciatica, insomma, borri, insomma una quantità infinita di mali, praticamente tutti i mali, che la Sardegna curava per l'appunto con l'utilizzo di queste parole magiche, parole attive, parole capaci di cambiare la situazione. Soprattutto si utilizzavano e si utilizzano per curare il malocchio. Si è parlato diffusamente ieri di malocchio, quindi non mi ci soffermo più di tanto. Sostanzialmente è un male che prende un individuo e ammala l'intera società il malocchio, e quindi la società ha l'interesse che il malocchio venga curato sostanzialmente. Con San Megina de Souliao, io ve lo dico in campidanese, si cura per l'appunto il malocchio, questo male invisibile, e si cura con l'utilizzo di parole, ma non solo con l'utilizzo di parole. Serve la parola, serve il gesto, ma soprattutto è immancabile, serve necessariamente l'acqua. E chi ha avuto la fortuna di sentir recitare i Brebus avrà notato che sono impastati di una componente cristiana molto forte. Quando si sente recitare un Brebus, spesso e volentieri, o i Brebus, spesso e volentieri si sentono nominare Gesù, tutta la famiglia sacra, si sentono nominare una buona quantità di santi. E quindi verrebbe da pensare che i Brebus sostanzialmente siano qualcosa di cristiano. No, chi si è interessato di Brebus ci dice che sono qualcosa di molto più antico, che successivamente col passaggio da una religione pagana a una religione cristiana si siano in un certo qual senso arricchiti o impoveriti dell'una o dell'altra componente.
Quindi a noi interessa scavare, cercare quello che di pagano, di più antico si trova nei Brebus, quindi ritornare sostanzialmente alle origini. Quello che mi colpisce quando leggo, quando sento recitare Brebus, è il contatto diretto con la divinità. Pare quasi che il sardo che recita i Brebus non abbia necessità di mediatori. Un sardo che nomina Gesù o che nomina la Madonna o che nomina un santo, sostanzialmente si aspetta che l'individuo, il santo, la divinità, compaia immediatamente in soccorso. Quindi un rapporto diretto, concreto con il divino. E questo è vero non solo per la divinità in positivo, ma anche per la divinità in negativo. Tant'è che il demonio, creatura fantastica se così la vogliamo intendere, è l'unica nella Sardegna che gode del tabù del nome. Nominare il diavolo, esattamente come sto facendo io adesso, secondo la tradizione sarda, significherebbe chiamarlo, quindi un potere infinito per la parola. E quindi i sardi tradizionali come nominavano il demonio? Ovviamente cercavano di nominarlo trattando o nominandolo con quelli che erano i suoi aspetti caratteriali o fisici. Uno dei nomi che ricorre più spesso è Saremigu, che significa sostanzialmente nemico, e quindi il sardo, per parlare della presenza del demonio, parlava della presenza del Saremigu. In questa maniera avrebbe potuto nominare il demonio senza invocarlo sostanzialmente. Quindi un rapporto diretto con la divinità che a mio parere è evidente nel momento che si sente recitare il Brebus, sostanzialmente i Brebus. Abbiamo visto cosa sono, abbiamo cercato di vedere molto velocemente a cosa servono, ma come si tramandano queste parole magiche, queste parole attive? Si tramandano, come tutta la cultura nella Sardegna tradizionale, di generazione in generazione. Il requisito fondamentale era che i Brebus venissero passati da un individuo anziano a un individuo più giovane. Si poteva trattare di un uomo o di una donna indistintamente. Quel che contava è che nel momento in cui la parola veniva passata, per la persona che passava la parola, questa parola perdeva totalmente efficacia, quindi non era più magica. Questo giustifica, questo spiega la segretezza di cui hanno goduto molto a lungo queste parole magiche, che spesso e volentieri mi è capitato di sentire raccontare che venissero rubate. Chi non aveva pazienza di aspettare che un verbo venisse passato, lo rubava, lo prendeva con l'inganno, cercava di circuire la persona che li conosceva e in un certo qual senso rubava il potere di questa particolare parola, di queste particolari parole. Vero è che nel Cambidano mi è capitato di sentire diverse persone che conoscono i Brebus che passano con molta tranquillità e semplicità i Brebus, perché sono dell'opinione che la parola perderà efficacia non già quando è stata passata, quando piuttosto la persona morirà. Quindi sostanzialmente se a me fosse passato una parola magica dovrei attendere che la persona che me l'ha passata muoia per ottenere il potere magico della stessa parola. Quindi in un certo qual senso c'è una sorta di differenziazione fra punti di vista di persone che usano questo Brebus, che comunque venga passato con la forza o volontariamente. Il concetto importante è che il verbo venga passato oralmente, quindi con la parola. È recente l'abitudine di scrivere queste parole magiche, noi lo facciamo perché sostanzialmente la nostra tradizione, la nostra cultura ormai è scritta e abbiamo paura che questi Brebus si perdano. Per un tempo questi venivano passati esclusivamente in maniera orale. E questi Brebus ben si contestualizzano nella Sardegna, che con la scrittura fino a qualche decennio fa, 70 anni, 80 anni fa, aveva realmente poco a che fare. Stiamo parlando di una terra nella quale per concludere contratti, per concludere rapporti amichevoli, per sancire accordi, bastava la parola, bastava surruetu sostanzialmente. Quindi questi verbi magici devono vivere in un contesto orale e si devono necessariamente passare oralmente. Questo è importante ricordarlo. Ma quindi chi li utilizza sostanzialmente questi Brebus? Prima di tutto chi li conosce, è un requisito importante, la conoscenza del Brebus è fondamentale,
ma soprattutto li utilizza chi è disposto a metterli a disposizione dell'intera società. Sono rarissimi i casi che mi è capitato di riscontrare di Brebus utilizzati esclusivamente per il bene di un individuo. Chi passava la parola magica stava ben attento alla persona alla quale si riferiva. Si doveva trattare di un individuo sensibile alle pene umane, disposto sostanzialmente a porre per tutta la società, a rivolgersi a tutta la società, a rivolgere il suo sapere a tutta la società. Questo è importante che ne lo ricordiamo. Tanto importante inoltre ricordare anche il fatto che la persona che utilizza Vibrebus non doveva chiedere compensi in cambio. Richiedere compensi monetari significava invalidare la funzionalità, il valore della parola magica. Questo non significa che una persona che conosce i Brebus o che conosceva i Brebus non venisse gratificato mai dalla sua azione. Si trattava quasi di un secondo lavoro, in alcuni casi proprio di un primo lavoro. Veniva gratificato grazie sostanzialmente alla gratitudine sociale, ma anche grazie all'importantissimo circuito del dono, che meriterebbe un capitolo a parte, che in Sardegna era sicuramente molto importante. Quindi io, recandomi da una curatrice o da un guaritore, potevo portare un pacco di caffè, un pacco di zucchero, una pianta, dell'olio, dell'acqua, insomma quello che pensavo servisse alla persona. Quindi sostanzialmente c'era un dare a avere reciproco che garantiva sostanzialmente, che ti ha garantito la sopravvivenza di questi usi. Quel che mi preme ricordare oggi è il contatto fra donne e mondo sacro sostanzialmente, e per cercare di creare questo legame io percorrerò due strade. La prima è quella della strada bibliografica sostanzialmente. Ieri è stato presente Nando Costu, ci ha parlato del suo bellissimo libro che consiglio di leggere a tutti, A Luna Calante, e ci ha detto che, qui leggo, su 568 operatori del mondo magico che lui ha avuto la possibilità di intervistare o con i quali è entrato in contatto, 422, quindi il 74,3%, erano donne. Una componente minore, seppur importante, 146, quindi il 25,7% degli individui, era di sesso maschile. Questo mi porta a pensare che in Sardegna la donna abbia avuto in un certo qual senso un rapporto preferenziale con il sacro. Qualcuno potrebbe opinare opporre che la condizione potrebbe essere moderna, la ricerca è effettivamente moderna. Le cose sono sempre andate così in Sardegna. Per dare risposta a questa domanda io ho interrogato i miti, che sostanzialmente sono il mio campo d'azione. Io ho portato avanti una ricerca abbastanza lunga che si riferisce alle creature fantastiche della Sardegna. E questa ricerca mi ha condotto a scoprire che il mondo fantastico sardo, il mondo leggendario sardo, è grosso modo formato da figure femminili. Anche laddove mi sono trovata dinanzi a figure maschili, e mi riferisco per esempio a Serchitu, io non so se qualcuno di voi l'abbia mai sentito nominare, andando a scavare a fondo su questa figura si scopre quasi che sia una figura maschile ad oggi, quindi un uomo che si imbova per colpe che ha compiuto in vita, ma se si va indietro e si vanno a leggere i Brebus che di Erchitu parlano, risulta quasi che l'Erchitu fosse un tempo una vacca, quindi una figura femminile. Quali sono e quante sono queste figure femminili che si connettono al mondo del sacro e che non si possono svincolare dal mondo dell'acquatico? Sacro, femminino e acquatico sono degli elementi che si legano a doppio filo in Sardegna, così come in buona parte della realtà mediterranea, a questo punto non solo nel Mediterraneo. Allora, a contatto con l'acqua, queste bellissime creature, oggi parlerò solo di 4 creature per necessità di tempi, queste creature a contatto con l'acqua vivono, l'acqua la proteggono, a contatto con l'acqua si purificano, ma soprattutto quest'acqua che loro proteggono viene dispensata con parsimonia. Quindi prima di andare avanti è bene fare un cenno sul valore dell'acqua in Sardegna. L'acqua in Sardegna non è solo acqua, l'acqua in Sardegna non è solo l'elemento che consente agli esseri umani, agli animali, alla vegetazione di sopravvivere, e già per questo dovrebbe essere considerata sacra. L'acqua è qualcosa di più.
L'acqua è qualcosa che cura, l'abbiamo detto nella medicina dell'occhio, è impossibile, è impensabile che non sia presente l'acqua, e vedremo che cura anche altri mali. A contatto con l'acqua si scoprivano gli spergiuri, quindi l'acqua veniva utilizzata per scoprire se un individuo piuttosto che un altro stava mentendo in condizioni particolari della vita sociale. L'acqua purifica il corpo, l'acqua purifica la mente, e vedremo anche questi aspetti un po' più nel concreto, ma soprattutto l'acqua è il luogo dal quale la vita ha preso origine ed è il luogo a contatto con il quale si poteva prevedere il futuro, si poteva raccontare il passato. L'acqua era il luogo all'interno del quale gli spiriti benefici o malefici, positivi o negativi, chiamiamoli come vogliamo, i sardi erano convinti che vivessero, quindi a contatto con quest'acqua, tant'è che in gradura mi è capitato di riscontrare l'uso di segnarsi con un segno della croce prima di bere. In questa maniera la presenza di elementi negativi all'interno dell'acqua sarebbe stata sostanzialmente allontanata. E quindi una concezione molto importante: l'acqua è un elemento fondamentale nella nostra cultura, e del culto dell'acqua restano ricordi, perlomeno 2 ricordi, e sono importantissimi. Un ricordo da un punto di vista archeologico: la Sardegna è piena zeppa di pozzi sacri, visitabili, e in buono stato ce ne saranno una quarantina. Ora non so se ce ne siano di più, ce ne sono sicuramente di più, ancora da approfondire, ancora da scoprire, ma all'interno di questi pozzi sacri, nei dintorni di questi pozzi sacri, che pescavano acqua dal sottosuolo, quindi stiamo parlando di acqua sotterranea, si svolgevano in epoca nuragica dei culti votati all'acqua estremamente importanti, probabilmente svolti da una figura femminile. Adesso vedremo di approfondire. Resta traccia del culto dell'acqua anche per quel che riguarda sostanzialmente la tradizione, e questo è quello che più mi sorprende della Sardegna. Riesce nella parola, nella leggenda, diciamo noi oggi, in sugontu, avrebbero detto magari ieri, nei contusu, quindi nelle leggende, nei racconti, riesce a ricordare il passato. Ancora oggi si porta avanti un rito, probabilmente decontestualizzato, che invoca Maimone. Maimone sostanzialmente che cosa doveva essere? Doveva essere una divinità fluviale, femminina o mascolina, quello si vedrà sostanzialmente, che veniva richiamata con parole, con gesti, nel momento in cui l'acqua sostanzialmente mancava. Quindi ancora torna il gesto, ancora torna l'acqua, ancora torna la parola, che sono 3 elementi che si legano fortemente. Ma quali sono queste figure fantastiche delle quali oggi vi voglio parlare? Non posso che iniziare con la mamma della fontana o mamma del pozzo. Probabilmente in molti ne hanno già sentito parlare, perché si tratta di una figura fantastica che effettivamente oggi è rimasta spauracchio. Utilizzata un tempo dalle mamme, la leggenda che parlava di mamme della fontana per spaventare i bambini. Giovanni Liliu, forse uno degli archeologi che maggiormente si sono interessati di cose in Sardegna a livello proprio archeologico, ci dice che fosse una figura un tempo ben più potente, ben più legata col territorio. A suo parere si lega sicuramente col culto dell'acqua, col culto della fecondità e col femminino, sicuramente una sorta di divinità pluviale, una dea dell'acqua a tutti gli effetti. Questa mamma della fontana o questa mamma del pozzo vive in qualsiasi pozzo, dispensi acqua terapeutica sostanzialmente. La sua funzionalità è sostanzialmente quella di vegliare sull'acqua. Probabilmente in passato la sua funzionalità era anche quella di dispensare l'acqua, per quanto ad oggi se ne sia persa completamente in memoria. Io vorrei parlarvi di una mamma della fontana o del pozzo estremamente famosa. La leggenda ci racconta di Maria Branca o Maria Farranca. Ovviamente si tratta di figure demonizzate, stravolte, completamente stravolte, ma il cui significato ci aiuta a immaginare perlomeno cosa doveva essere un tempo il femminino, l'acqua, i pozzi sacri, quindi il potere di tutto questo circuito di elementi. Vive in un luogo ben preciso Maria Farranca o Maria Branca, nella fonte del Sugologone, secondo alcune leggende. Fonte che ha dei poteri terapeutici estremamente importanti. Commentatori greci ci dicevano che le acque, e romani, ci dicevano che le acque di Sardegna avevano dei poteri terapeutici fortissimi.
Normalmente quelle che possedevano poteri terapeutici erano acque tiepide. E cosa curavano? Curavano il male agli occhi, prima di tutto, ma curavano soprattutto le ossa indebolite. Se vogliamo fare riferimento a una studiosa di cose sarde che si è proprio interessata a questo argomento, possiamo dire all'imballo Dolores Turchi, che nel contesto di Benetutti, un paese che è proprio qui nei dintorni, ci dice che le acque terapeutiche che a tutt'oggi vengono utilizzate per cure termali, ecco, quelle acque erano capaci di curare 101 malattie. Perché ce lo dice? Ha raccolto le leggende in merito, e le leggende raccontano di una pietra nella quale fossero per l'appunto scritte, indicate tutte le malattie che quest'acqua era capace di curare, 101 malattie, quindi una quantità di malattie notevole. Ritornando alla mamma della Fontana, ad oggi è uno spauracchio. Maria Farranco, Maria Branca cosa fa? Nel momento in cui un bambino o un adulto si avvicinano all'acqua poco rispettosamente o pericolosamente, Maria Branca si arrampica nel pozzo, si affaccia, prende il bambino o l'adulto e lo trascina nelle viscere della terra, quasi a dire che l'acqua è cosa sacra e nei confronti dell'acqua ci deve essere rispetto. Sostanzialmente questo è, per quanto le mamme abbiano utilizzato il mito di Maria Branca per far sì che i bambini non si avvicinassero pericolosamente al pozzo, quindi hanno trovato un nuovo utilizzo alla leggenda sostanzialmente. È bene ricordare peraltro che Sugolagone è una fonte spesso e volentieri citata per il fatto che la sua acqua sia terapeutica. Nei dintorni del Sugolagone sono presenti i residui di una vecchia chiesa intitolata Santa Lucia, che per l'appunto era santa, cristiana, votata alla protezione degli occhi, guardate il caso, sempre rappresentato, quasi sempre rappresentata con un piatto in mano nel quale sono presenti due occhi. Questa santa in teoria è posta molto a contatto con il culto delle acque. Tant'è che in Sardegna esiste anche un amuleto che si chiama per l'appunto l'occhio di Santa Lucia, che è utilizzato per diverse funzionalità, ma che sostanzialmente serve all'individuo che lo indossa per proteggere i propri occhi da eventuali problemi, da eventuali malocchi sostanzialmente. Quindi probabilmente il ruolo di Santa Lucia, che oggi ha Santa Lucia, o che magari in passato aveva Santa Lucia per la popolazione sarda, era ieri della mamma della Fontana, che a tutt'oggi sopravvive ma in forma di spauracchio. È molto affascinante questa figura, perché questa si ricollega alla figura di Giorgia, forse voi la conoscerete meglio come Lucia Arrabbiosa. È una figura che condivide grosso modo tutta la Sardegna. Quando si parla di Sardegna, quando si parla di creature fantastiche, è importante dire che sostanzialmente esiste un filo conduttore, cioè le creature fantastiche di cui parlo oggi sono grosso modo conosciute in tutta la Sardegna, spesso vengono chiamate in maniera diversa, perché il sardo è particolarmente fantasioso e ogni zona riesce a creare la propria figura, gli regala dei connotati particolari, per quanto le funzionalità siano sempre le stesse. Devo ancora citare Giovanni Liliu, che si è interessato proprio dell'archeologia sarda, quindi di quello che ci può ricordare il passato di Sardegna, e ci dice che dietro la figura di Orgia è probabile che si nasconda la figura della grande dea madre, quella madre che attirava il culto dei sardi, pre-nuragici, forse anche nuragici, quella madre che ha stimolato i culti dell'antica Europa, quella madre che evidentemente è conosciuta non solo in Europa ma anche in America. Quindi una madre che ci ha accomunato un culto per il femminino che in un certo qual senso ci ha accomunato. Quindi vediamo un pochettino i caratteri di Giorgia o Lucia. Perché Giovanni Liu vuole creare questo legame che io condivido? Prima di tutto le leggende, io di leggende mi occupo, quindi parliamo delle leggende. La leggenda più antica che parla di Orgia ci dice che Orgia era donna che si pietrifica per il dolore d'aver perso i propri figli, una niobe tutta sarda per contestualizzare, quindi la donna perde i figli, si pietrifica per il dolore. Altre leggende invece ci raccontano che Lucia è gigantessa, che Lucia è maga, che Lucia è donna particolarmente avara, che ancora una volta viene pietrificata per le sue pene.
Le leggende la contestualizzano sempre in prossimità di acqua. A Estersili, per esempio, abita dei pozzi sacri, abita il tempio a Megara, ad esempio. Nel Cagliaritano, tanto per citare due esempi, Orgia non è tanto figura negativa, quanto piuttosto è una figura positiva, una fatta benefica che ha contribuito a costruire degli acquedotti, quindi ha portato acqua ai sardi e ha portato quindi benessere alla Sardegna. Il suo nome, l'etimologia del suo nome è da ricollegarsi al termine orgosa. Il termine dovrebbe essere indigeno, pre-romano, quindi un termine tutto nostro sostanzialmente, e dovrebbe andare ad indicare terreno umido, luogo particolarmente fertile, acquitrinoso o bagnato. Quindi un legame di Orgia, vuoi per la leggenda, vuoi per il suo nome, quindi l'etimologia del suo nome, con l'acqua. Ma Orgia non è solo acqua, quindi non è solo cura. Orgia è anche madre, dispensatrice di fertilità. Che sia madre ce l'ha detto la leggenda, si pietrifica perché ha perso i propri figli, quindi si pietrifica per il dolore. Quando Orgia viene descritta, normalmente viene descritta o come una gigantessa o come una donna delle dimensioni normali, ma dotata di seni abbondantissimi. Tanto per figurare Orgia, potremmo pensare a un idoletto paleolitico o neolitico sardo, che sono particolarmente abbondanti in seno, perlomeno quelli del primo periodo, e in fianchi, quindi delle icone di pura fertilità. Se inoltre andiamo ad analizzare ancora una volta termini che si possono mettere a connessione con Orgia, ancora Giovanni di Liu ci dice che Georgis, termine greco-bizantino, significa colei che feconda, e Liu pone in correlazione Georgis con Orgia. O ancora il logudorese di alcune zone, il logudorese Giosi o Giorgi, scusatemi se pronuncio male, significherebbe organo riproduttivo femminile. Quindi Orgia sarebbe da mettere in connessione ancora una volta con l'elemento della riproduzione, con l'elemento della fertilità e con l'elemento del femminino. Ma oggi Orgia, Lugia, chi è? Che cos'è nella leggenda? Vi racconto la leggenda più comune che si racconta, scusate il doppio, per quel che concerne questa figura. Si trattava di una donna a tutti gli effetti, come me e come molte delle donne in sala, però particolarmente ricca. La sua ricchezza era legata alla terra, quindi ai lavori agricoli e ai lavori pastorali. Tanto era ricca quanto era avara, e noteremo bene che l'avarizia in Sardegna è un peccato capitale, in una realtà all'interno della quale il dono, la condivisione, il supporto è fondamentale. Gli avari rischiano di rompere questo circuito e quindi devono essere eliminati sostanzialmente. Bene, Orgia viene eliminata, Lugia viene eliminata. Come? I mendicanti si lamentano con Gesù, con Dio, con la Madonna, con i santi, e l'abbiamo detto ad esordio, quando i santi vengono invocati in Sardegna rispondono immediatamente. Così che le leggende ci raccontano che in alcuni casi Gesù, in alcuni casi la Madonna, in altri casi un santo, siano andati a vedere per l'appunto i lavori svolti da Orgia, abbiano chiesto del pane, della frutta, del grano, insomma quello che stava producendo, e la donna, pur di non dar niente, pur di non condividere niente, ha detto che all'interno dei cesi nei quali si trovava la frutta, per ipotesi, si trovavano pietre. Così che dietro le spoglie del mendicante si nascondeva Dio, Gesù o la Madonna con grandissimi poteri, e questa figura decise di pietrificare Orgia esattamente là dove si trovava, con tutto quello che aveva intorno, fossero cumuli di grano, fossero stoviglie, fosse qualsiasi cosa. Ecco perché la Sardegna è tempestata di rocce che somigliano a figure femminine e che si racconta siano per l'appunto orgia, lugia o georgia pietrificate, perché in Sardegna chi pecca viene punito immediatamente, non si aspetta la vita ultraterrena per svolgere una punizione. Di norma le punizioni avvengono subito e chi pecca in alcuni casi viene pietrificato immediatamente e resta ad esempio a tutti quanti. Ovviamente stiamo parlando di leggende. Purtroppo non succede più, però sarebbe bene che... Si stava informando, signora? No, stavo coltivando solo una speranza. No, temo che debba accadere questa speranza. Un'altra figura molto affascinante che
si lega alla Sardegna, che si lega all'acqua, che si lega soprattutto al sacro, è la figura delle Janas. Io credo che le Janas siano le figure fantastiche più conosciute in assoluto della Sardegna. Vuoi che siano delle figure che in alcuni casi siano state descritte simpatiche, vuoi che siano delle fattine in alcuni casi benefiche, fatto è che quando parlo di Sardegna, fuori dalla Sardegna, le Janas le conoscono tutti. Purtroppo le Janas però non sono sempre piccole, graziose e simpatiche, e tantomeno non sono sempre piccole. Le Janas possono essere piccole e stare nel palmo della mia mano, quindi delle piccolissime fattine. Potrei essere io una Janas, quindi a dimensione umana, piccola perché sarda, le sarde non sono mai state troppo grandi, gigantesche, però pur comunque esseri umani in dimensione. Oppure delle gigantesse. Lucia rabbiosa peraltro è stata definita fatta, è stata definita Janas, maga in alcune circostanze. In base alla dimensione della Jana, la Jana viveva in contesti diversi, poteva vivere nelle domus de Janas, poteva vivere in domus de Janas a dimensione umana, quindi leggermente più grandi, presenti peraltro anche in questa zona, e poteva vivere anche in castelli diroccati o meglio ancora nei pressi di Nuraghes. L'obiettivo era pur comunque che non vivessero primo nel villaggio e sostanzialmente che vivessero a contatto con l'acqua, perché le Janas l'acqua non risulta mai che la dispensino, ma pare quasi che la gestiscano. In alcuni casi possono far prosciugare una fonte, oppure possono pietrificare una fonte, oppure da una fonte possono far uscire non più acqua ma oro e distribuire questo oro ai meritevoli sostanzialmente. Sono buone o sono cattive le Janas? È una domanda che mi viene posta spesso e volentieri. Hanno tutti i tratti delle donne sostanzialmente, che possono essere buone o cattive in base alle circostanze. Di norma, quando sono particolarmente brutte, descritte molto brutte, le Janas sono descritte anche molto cattive, che hanno sostanzialmente l'obiettivo di mettere i bastoni fra le ruote degli esseri umani in qualsiasi modo possibile e immaginabile. Quando invece sono belle, le Janas sono anche buone. È vero è che anche le Janas buone sono capaci di punire i poco meritevoli sostanzialmente. Bisogna rivederlo. Perché metto a connessione le Janas e il mondo sacro e le Janas? magre ci sono anche. No, in verità classe magre non mi risulta, gigantesse sì. No, non mi risulta, sono comunque sempre delle belle donne vestite alla Le maniera belle sana. sono buone e le brutte sono cattive? Nella stragrande maggioranza dei casi sì, c'è questa sorta di parallelo. Bianco buono, Vi nero risulta cattivo. contrario? Sì. Sì, ultimamente No, sì. Le leggende sono così tante che io posso fare un discorso statistico. Ma voi state parlando di leggende o di creature vere? Le discussioni le lasciamo. Perfetto, tanto ci siamo quasi. Allora, perché metto in relazione le Janas e il mondo sacro? Tanto per cominciare il nome. Secondo alcuni studiosi, Jana sarebbe degradazione di Diana, divinità romana, che sostanzialmente era votata alla luna, divinità votata alla luna, divinità strettamente connessa col mondo delle donne, specie col mondo delle partorienti. Quindi probabilmente dietro questo nome si nasconde una cerchia al femminile che con Diana qualcosa aveva a che vedere. Naturalmente se accettiamo questa connessione. Un altro elemento molto importante che mi ha fatto pensare che dietro la figura delle Janas non si nascondessero tanto delle fatine quanto piuttosto delle sacerdotesse è il fatto che le Janas vivano lontane dal paese, vivono nelle domus de Janas, vivono nei nuraghes, vivono nei castelli diroccati, vivono nei pozzi, insomma in qualsiasi contesto non sia del villaggio. È pur vero che col villaggio le Janas hanno qualcosa a che vedere. Quando è che entrano in contatto con gli uomini le Janas? Quando devono dispensare tesori e quando c'è da ballare il ballo tondo. Alcune leggende raccontano per l'appunto di Janas che abbandonino le loro case per condividere questo momento, oggi di divertimento, un tempo probabilmente un momento sacro, un momento che metteva in relazione gli uomini, la terra e il divino. In questo momento comparivano le Janas, o perlomeno così ci raccontano le leggende. Inoltre le Janas sono
sono particolarmente ricche, capaci di fare qualsiasi cosa ad eccezione di far lievitare il pane. Le Janas dispensano tesori perché ne possiedono veramente in quantità notevole. Filano con dei telai completamente d'oro, i loro vestiti sono di broccato, sì, ma all'interno del broccato ci sono dei fili d'oro. Sono addirittura capaci di premiare le bambine buone, secondo alcune leggende, facendo sì che i loro capelli pettinati e persi si tramutino addirittura in oro. Quindi sono una casta estremamente ricca che in alcune particolari circostanze dispensa queste ricchezze, probabilmente come si sarebbero dovute comportare le caste sacerdotali in passato. Inoltre le Janas sono vergini, questo non lo dice la leggenda, questo ce lo dice la leggenda, questo ce lo dice il nome delle Janas. Sondiamo la leggenda ci dice che le Janas sono vergini perché non si possono riprodurre, perché non si sposano, si riproducono solo in maniere particolari che poco hanno a che vedere con l'uomo o con l'atto sessuale, quindi col rapporto sessuale che vede naturalmente la riproduzione delle donne comuni. Sono vergini, non si sposano, tant'è che alcuni hanno messo in relazione l'incapacità del ventre delle Janas di gonfiarsi con l'incapacità delle Janas di far lievitare il pane. Esattamente come il loro ventre non si può gonfiare, il pane che loro creano non può lievitare, e questa è una connessione particolarmente affascinante. Peraltro il loro nome non è solo Janas, possono essere Bajane o possono essere Birgines. Birgines tradotto significa vergini, Bajane significa donne nubili. Nella Sardegna tradizionale suppongo che i due termini dovessero avere grosso modo lo stesso significato. La donna che non era sposata è la donna che non aveva rapporti sessuali, e quindi una donna sostanzialmente vergine, esattamente come ci si aspettava fossero le sacerdotesse intitolate al culto di Diana, sostanzialmente. Infine, come scompaiono le Janas? Scompaiono ancora una volta in una maniera molto affascinante. Le teorie, le leggende sono tante, quella che più mi ha affascinato è per l'appunto questa. Le Janas si recano nel mondo degli umani, ballano il ballo tondo con questi esseri umani e gli uomini cercano di molestarle o cercano di rubare alle Janas i gioielli, i bottoni sostanzialmente d'oro, peraltro simbolo di fertilità in Sardegna. Quindi cosa potrebbe raccontarci questa leggenda? Nel momento in cui si verifica il passaggio da una religione all'altra, cade il rispetto per la casta sacerdotale precedente, visto che il rispetto è rimesso ad una nuova casta sacerdotale. E quando le sacerdotesse o i sacerdoti non si rispettano più, cosa succede? Che vengono molestati o si cerca perlomeno di rubare i loro averi. Che poi gli averi siano oro, possiamo sapere, questo noi oggi non possiamo saperlo, vero è che sono beni pur comunque estremamente preziosi. Quindi anche le Janas io le colloco come figure fantastiche in stretta relazione col mondo femminino, col mondo acquatico, col mondo delle cure, ma soprattutto col mondo sacro. Anche le donne reali hanno effettivamente un contatto con l'acqua molto stretto. Mi riferisco ad esempio a quell'affascinante rituale che si svolge il giorno di San Giovanni del Sabamuda, non so se voi l'avete mai sentito nominare, io ho avuto la fortuna di vederlo in Bono, poi sicuramente ce ne sono diversi altri di forme di pratica di questo culto. Fatto è che la donna riempie un secchio d'acqua e dispensa quest'acqua in totale silenzio a chi necessita. Se riuscirà a dispensare l'acqua in totale silenzio, quindi finire proprio il cestello dell'acqua, il desiderio espresso a San Giovanni verrà probabilmente esaudito. Ultima creatura fantastica, ma siamo molto rapidi, di cui vorrei parlare, sono per l'appunto le Panas. Sono creature fantastiche di cui pochi hanno sentito parlare, ora non so se voi le conosciate. Si tratta di donne morte di parto, quindi le Panas ad origine erano donne che muoiono di parto, muoiono in un periodo di impurità. Il cristianesimo ci dice che la donna che muore di parto o muore quando è incinta muore in un momento di impurità, tant'è che chi partoriva felicemente rimaneva per 40 giorni a casa. La leggenda ci racconta che
Per 40 giorni la tomba della donna è aperta. Dopo questi 40 giorni, cosa doveva fare? Si recava in totale silenzio in chiesa, a sincresiai, il rituale era questo, e veniva svolto con l'uso di parole, con l'uso di acqua e con l'uso di gesti, guarda caso, quindi contestualizzato all'interno di un rituale che qualcosa sostanzialmente ci ricorda. Torniamo alle panas. Cosa fanno queste panas? Sono donne che muoiono di parto e per purificarsi devono rimanere 7 anni a contatto con l'acqua. Laveranno i panni insanguinati propri e della propria famiglia per 7 anni. Qualora venissero interrotte nel loro rituale, perché la purificazione è importante che si svolga a contatto con l'acqua ma in totale silenzio, qualora venissero interrotte dovrebbero riprendere punto a capo la loro pena. Per ipotesi una panna si trova a svolgere la propria penitenza da 5 anni, se una lavandaglia che non le riconosce come panas ma come lavandaglia a tutti gli effetti le interrompe vocalmente, le panas dovranno riprendere da punto a capo la propria pena. Le leggende qui ci raccontano di panas che si indispettiscono notevolmente e che hanno la capacità di lanciare i panni che stanno lavando alla lavandaglia chiacchierona, e questi panni diventino quasi infuocati, siano capaci di macchiare il viso di queste lavandaglie chiacchierone. Quindi il discorso è molto interessante perché vediamo una figura fantastica, più o meno recente, questo in questo momento non ci interessa, che comunque si contestualizza nel mondo acquatico, con l'acqua e nel profondo silenzio, sostanzialmente ci si purifica nel corpo e ci si purifica nello spirito. Si tratta comunque dunque di donne fantastiche che mantengono i gesti, che mantengono i luoghi, che purtroppo hanno perso i brebus, hanno perso le parole, però fanno in modo che di loro si parli ancora attraverso quella che noi oggi chiamiamo leggenda, che un tempo era chiamata sugontu, il racconto, ma pur sempre vivono nel mondo della parola.